Conferenza stampa all'Esseneto per presentare la partita Acragas Fidelis Andria in programma domenica 5 marzo alle 18:30 allo Stadio degli Ulivi di Andria, valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Lega Pro Girone C. In sala stampa il mister Raffaele Di Napoli e l'attaccante Francesco Salvemini. Il mister di Napoli ha ribadito la necessità di dare di più rispetto alle gare precedenti, anche perché se gli altri sono bravi, l'Acragas non è di meno. Il tuo sarà un ritorno importante. Sì, sicuramente mi metterò a disposizione della squadra. Poi il mister deciderà se farmi scendere in campo o meno, però sicuramente sono a completa disposizione e cercherò di dare una grossa mano alla squadra, come d'altronde tutti i miei compagni, che ogni domenica scendono in campo e danno il massimo sempre. È stato duro essere assente domenica scorsa? È stato parecchio duro, però ormai è passato, non voglio non pensarci più. Mister, per la salvezza che è possibile raggiungere serve anche un po' di fortuna, meno errori arbitrali, ma comunque lei chiede di più, a cominciare da domenica. Sì, io guardo al mio gruppo, chiedo di più, chiedo più autostima, più convinzione, e se oggi fino adesso hanno dato tanto, devono dare il doppio di quello che hanno dato, non ci sono più scusanti, non ci sono scusanti. Voglio che è un gruppo che ha voglia di crescere, che ha voglia di arrivare all'obiettivo, e per arrivare a grandi obiettivi bisogna fare grandi sacrifici, quindi bisogna avere una grande convinzione. A me gli arbitri e tutto il resto non mi interessa, pensiamo soltanto a lavorare e cercare di ottimizzare il lavoro settimanale che noi facciamo. Ecco, lei conosce la piazza di Agrigento, le voglio chiedere quanto sarà difficile dimenticare la sceneggiata di domenica scorsa dell'ex? Ma guardiamo avanti, togliamoci una soddisfazione nostra di salvezza, poi agli altri lasciamo queste cose che ha fatto. Io non ho visto che cosa ha fatto di piazza, che cosa è successo, però Agrigento merita rispetto.